Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, finalmente dopo 2 anni, 3 mesi, 4 giorni torno al Penzo per il Venezia, tra problemi di organizzazione del matrimonio, brutto tempo, robe varie, soprattutto il matrimonio. Proprio non ho avuto tempo, i weekend, tra organizzazione, foto, catering, questo, st'altro, fiori, ho dato la priorità ovviamente al matrimonio comendiano. Ma adesso siamo qua ragazzi, per Venezia Monza, l'ultima spiaggia, fiori. Non vinciamo dal 1600 a.C. ormai. Aspetta che non mi copa. Tanto qua c'è il camioncino Amazon che mi ha appena portato delle robine che devo spacchettare il box anche di Magic, eccolo qua. Viva Amazon. Aspetta un attimo. Ok. E niente, quindi il problema è solo uno. Oggi bisogna vincere con Monza e quella dopo con l'Empoli. Non c'è storia, cioè, o fai 6 punti, anche 4 non bastano, è B quasi certa. Ci siamo lasciati con Poi Palo, ci ritroviamo con Fila e Fondi Craft. Meglio Maric a sto punto, ma Fila è una cosa inguardabile, ve lo giuro. Anch'io con la schiena così, da fermo, forse un tiro di testa è migliore da posso non insaccare. Per il momento delusione totale, vediamo se magari queste ultime giornate fare il miracolo e regalarci un sogno, cioè toccare una palla e stopparla, sarebbe già tanto ragazzi. E così niente, risalutiamo il camioncino Amazon e niente ragazzi, quindi questo è quanto. Bisogna vincerle tutte e due e poi fare i miracoli. Abbiamo la Juve in casa, il Milan in casa, che quella dopo ancora, la prossima in casa, ci sarà anche una contestazione comendiana, nel senso, se c'è la sciarpa celebrativa me la compro, ma ci saranno cori anche contro il Milan, perché da milanista, anche se abbiamo vinto 4-0 con l'Udinese, è una vergogna quello che sta succedendo tra Cardinale, Furlani soprattutto, Scaroni, sono gente che proprio sta speculando sul Milan, è una cosa vergognosa, ma adesso dedichiamoci al Venezia, che sicuramente ha qualche chance in più del Milan di fare bella figura. E niente, mi è dispiaciuto perdere queste partite, ne ho prese 5, ma d'altronde fiori. Non ci sono solo le passioni, ma ci sono anche cose importanti e il matrimonio comendiano è importante. Mamma mia ragazzi, sono un boomer ormai, sono anzianotto. Adesso andiamo in fermata. King George, che l'ho lasciato da solo, ci sta aspettando e basta. Ripeto, oggi solo la vittoria, non abbiamo scuse, bisogna vincere, punto. Ecco, una cosa positiva è che almeno l'ultima partita l'ho vista col freddo, la pioggia, qua c'è il sole e la cosa è positiva, anche se è caldo. Mi sono messo anche il giubbottino, ma ecco, vabbè, così ragazzi, insomma, che altro dire, devono fare un miracolo, cioè io sono dell'idea che con quello che è successo anche con Poi Palo, la società pensa più sta pensando al paracadute più che alla salvezza, secondo me. Purtroppo Di Francesco fa quel che può, ma è l'allenatore più sfigato della storia. È una squadra che gira, Kike Perez, un bel acquisto, altri giocatori buoni, ma Zerbin, anche se si mangia 170 gol tipo Oristano, però purtroppo il paracadute è una cosa che secondo me devono levare assolutamente, ma sta attirando la dirigenza a dire vabbè, non rimaniamo in Serie A, pazienza. C'è il paracadute, la vedo un po' così purtroppo, sono sfiduciato da questo punto di vista a livello di dirigenza, però secondo me la squadra ci sta mettendo il cuore, la grinta e tutto quello che può. I mezzi sono limitati, ma è così. E niente raga, dai, ci becchiamo allo stadio, devo caricare anche gli occhiali. Ai ai ai. Prego, Grazie. Sì. E ci siamo ragazzi, dopo un po' torniamo, fiori, c'è proprio un clima da ultima spiaggia, è così. Il meteo è buono, l'acqua, tifosi del Monza anche. Tifosi del Monza. Perché sono tutti della città, hai capito? Vieni qua. Sì. Hai ragione, ma che sta? Che poi guardando, effettivamente quella funziona Spario. Duncan Sì, sì. un problema. Cioè veramente si stanno. Giorgione, vedi, diffidati il vanto nostro, ricordati. Adesso chiedo alla guardia di finanza se mi dà uno scudo. No! Guarda,
Giorgio libero. No, Aiuto. non vede spiegate tranquilli a prezzo. Tutti in marmo. Sì, sì. Senti, sì, entriamo con te, con me. Prendimi con te, sì. Comunque, Giorgio, ma che atmosfera c'è, vecchio? Sta di movida. Ma veramente? Mamma mia. Bah, tutto esaurito. Ai ai ai. Va su quelle qua. Dai, c'è. No. Grande modulo. Maglia ritirata. Una Coppa Italia di Lega Pro. Ma i numeri non bastano. Marco è stato ed è risultato molto più. Guarda che bello. Oggi c'è un po' di attesa. Il Marco continua a vivere il club in giorno dello staff tecnico con la stessa intensità e la questa è la storia di una maglia che vivrà per sempre. Questa è la storia di Marco Modulo. Grande modulo. Tutto il tempo di Carlo. Modulo. 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 Un capitano, c'è solo un capitano. Un capitano, c'è solo un capitano. Grande! Grande! È sempre emozionante, eh? E
Con il numero 4, capitano Izes! Con il numero 6, Gianluca Fusio! Con il numero 9, Cristian Chicche! Con il numero 11, Gaetano Oristario! Con il numero 14, Hans Nicolussi Caviglia! Con il numero 16, Alessandro Marcandelli! Con il numero 24, Alessio Zerbin! Con il numero 71, Enrique Perez! E con il numero 77, Michele Ellerson! Allenatore Eusebio Di Francesco! a disposizione con il numero 1 Ione, con il numero 23 Grandi, con il numero 5 App, con il numero 7 Che podemos fare? Dai ragazzi, non possiamo più sbagliare poi. Con Monza e Empoli 6 punti, è finita. Sicuramente con Lazio, Napoli e Atalanta meritavamo di più. Dai Zerbin! Dai Fioi! Ecco! Dai Fioi! Dai, tira! Ma perché? Ma perché? Sì, ma non è possibile, cazzo, non tiriamo mai, Dio. Sul sinistro. Dai, un bel cross, cazzo. Un sinistro. Ma Dio Cristo! Niente, oh, non entra neanche per sbaglio, Dio Cristo! Ma questa era bella però. Ecco, finisce il primo tempo, disastroso. La via è vicina ragazzi, se filiamo così è una vergogna. Una vergogna! Dai ragazzi, un miracolo! Dai cazzo! Niente, da. Dai, dalla! Gol! 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 Dai! Il calcio! Già prima le botte di Sarinora. Sì, sì. Trova quel modo là, no? Sì. Fila! 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 Dai cazzo, dai!
Dai! Fallo! Dai, cazzo! Prima coglione. Prima coglione, Venezia! Venezia! Oh Dio mio, pezzo di merda, fischia alla fine, pezzo di merda, fischia alla fine, pezzo di merda. Ciapia, bravo, dai! Finalmente, fiori. Prima del gol. Ragazzi, purtroppo l'ultima clip me la sono persa, non so perché. Comunque è andata, dai, per fortuna. Chiaro che è ancora un'impresa disperata, però siamo a -2. Nulla è impossibile, certo devi vincere Empoli, o quantomeno non puoi perdere, poi devi fare il miracolo contro Milan, Juve, Fiorentina, abbiamo squadre ancora forti. C'è il Cagliari in trasferta, il Torino in trasferta. Speriamo, ragazzi, speriamo. Intanto abbiamo ancora una minima chance. Cioè, raga, un saluto al comandante veneziano. Forza Venezia, sempre. Ciao!